Va ora in onda La belva civile, mai arrendersi davanti alle cose che si possono cambiare. Il punto della settimana con Nicola Ottaviani. Perché la belva e perché soprattutto la belva civile? Perché ogni cittadino davanti alle ingiustizie, davanti alla politica intesa come vecchia maniera, davanti all'insicurezza, davanti alla richiesta di servizi dello Stato o davanti ad una tassazione iniqua, si sente davvero una belva. E allora la reazione quale dovrebbe essere? Quella di occupare le strade, le autostrade o le stazioni o incendiare le autovetture delle forze dell'ordine come vorrebbe fare una certa sinistra per paralizzare il paese, per portarlo magari nel caos? Assolutamente no. La reazione, quella composta, quella sana e soprattutto intelligente, ma anche ferma e qualificata, è quella di portare avanti le riforme nel nostro paese e nelle nostre istituzioni. Vediamo come. Soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Soldi, soldi, ovvero papabraschi, ti danno donne e whisky, salute e figli maschi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Prendi, spandi, spendi, non domandare da dove provengono. E dindi, e tanti dindi, che nelle tasche ti fanno din din din. Oh, soldi, 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 tocca sana di questa quotidiana battaglia della grana, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Viva i soldi! Soldi, soldi, ovvero papabraschi, ti danno donne, whisky, salute, figli maschi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Prendi, spandi, spendi, e non domandare da dove provengono. E dindi, e tanti dindi, che nelle tasche ti fanno din din din. Soldi, soldi, tocca sana di questa quotidiana battaglia della grana, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Soldi, 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 soldi! Soldi, soldi! Gli argomenti di cui ci occuperemo nell'odierna puntata sono essenzialmente due e vanno di fatto a coincidere, perché parleremo di economia da una parte e poi di diritto, ma vanno entrambi nella stessa direzione, che è quella della innovazione che questo governo sta portando avanti sia nell'economia sia nella realizzazione dell'effettività dei diritti che in passato sono stati calpestati. E allora partiamo dall'economia. Abbiamo ormai acquisito tramite la stampa, tramite le riviste, soprattutto quelle specializzate in economia, nel corso dell'ultima settimana, come il nostro paese per la prima volta in materia di spread sia riuscito ad avere un risultato migliore rispetto alla Francia. Infatti il differenziale tra i buoni del tesoro pluriennali, decennali ed i Bund tedeschi
per la prima volta è sceso sotto i 70 punti dopo tanti anni, quindi dal 2009 in poi. Pensiamo un po' che nello stesso periodo, e quindi stiamo parlando della scorsa settimana, il differenziale invece tra gli OAT, quindi i corrispondenti BTP francesi e i Bund tedeschi, si è attestato attorno ai 75 punti. È la prima volta che questo avviene, quindi l'Italia è 5 punti avanti, quindi ha una posizione migliore rispetto alla Francia per quanto riguarda i buoni del tesoro pluriennali. Questo significa che la nostra economia è una economia in questo momento più credibile, attendibile, e soprattutto si ritiene che il tesoro del nostro paese, quindi lo Stato, tanto per essere chiari, abbia una maggiore credibilità, una maggiore affidabilità sui mercati internazionali in relazione a quella che è la capacità di restituzione del debito pubblico ai risparmiatori, in relazione alla possibilità che coloro che hanno comprato titoli del debito pubblico non soltanto a 5, a 10, a 15 o a 20 anni abbiano realizzati quelli che sono i propri diritti e le proprie aspettative, conseguendo anche quello che è uno giusto rendimento. Ma qualcuno potrebbe dire, ma alla fin dei conti queste situazioni sono situazioni che riguardano soltanto i mercati internazionali, che riguardano poco i risparmiatori e soprattutto riguardano poco la massaia dell'ultimo o del più piccolo dei nostri comuni sul nostro stivale della penisola. In realtà non è così, perché se lo Stato paga meno interessi rispetto al proprio debito pubblico, si stima che questa operazione possa far risparmiare allo Stato nei prossimi 5 anni qualcosa come 17 miliardi di euro, bene, quei soldi possono essere reinvestiti, reimpiegati in quelli che sono gli esercizi annuali, in quelli che sono sostanzialmente i costi dei servizi, gli investimenti, in tutte quelle materie che in qualche modo vanno a realizzare quello che è l'interesse pubblico. Oggi il rendimento, basti pensare, di questi titoli si è attorno al 3,5%, significa che lo Stato paga per ogni annualità lorda circa 3,4 punti, potrebbe scendere ulteriormente per restarsi attorno ai 3,20 punti di percentuale entro la fine del 2020. Non era di 70 punti come oggi, ma era di 9 volte tanto, ossia 575 punti base. Quindi l'Italia era ad un passo dal baratro, tant'è che i titoli che oggi vengono rimborsati con un rendimento del 3,4% all'epoca avevano un costo per lo Stato pari al 7,25%, quindi più del doppio. Possiamo immaginare come l'Italia, fu quello il momento in cui si chiese al presidente Berlusconi di fare un passo indietro, l'Italia si trovò ad un passo dal baratro. Ma possiamo dire quindi che economia, democrazia e diritto rappresentavano 3 mondi diversi, 3 mondi completamente differenti? No, questo non lo possiamo dire, e ecco perché è importante mettere su piani paralleli quella che è la tenuta della credibilità dei conti pubblici con quello che è l'assetto anche della democrazia all'interno dei paesi di riferimento. Infatti proprio quando nell'ottobre-novembre del 2011, stranamente e paradossalmente, i mercati arrivarono a far sì che ci fosse quel mostruoso differenziale, quindi che lo spread arrivò a 575 punti, era quel momento in cui, lo ricordiamo tutti, ci fu quella malefica conferenza stampa indetta da Sarkozy e dalla Merkel, che con riferimento
prima al nostro premier dell'epoca, che era Silvio Berlusconi, e poi con riferimento a quella che è la credibilità, che era la credibilità del nostro paese, si lasciarono andare a sogghigni, a risate vere e proprie, e comunque a qualche cosa che non aveva nulla a che fare con quella che era la diplomazia, l'aplomb di carattere internazionale. Fu quello forse il momento in cui toccammo il livello più basso sotto il punto di vista dell'autorevolezza a livello internazionale. Fu quel momento in cui riuscirono quei due leader, perché di questo stiamo parlando, questi due grandi personaggi, insomma, sotto il punto di vista della importanza e della referenza internazionale, Sarkozy e Merkel, di fatto a decretare la fine di un governo che era stato democraticamente eletto. Passò la mano a premier di carattere tecnico il presidente Silvio Berlusconi, e da lì, dal 2011 in poi, possiamo dire fino al 2022, in realtà si è cercato sempre di capovolgere attraverso lo spread il risultato legittimo delle elezioni, passando da una democrazia ad una tecnocrazia eterodiretta, soprattutto diretta da Bruxelles e da Strasburgo. Possiamo dire che l'altro tentativo, se volessimo in realtà ricordare ciò che stava avvenendo, qualcuno ha cercato di portarlo avanti anche nell'ottobre-novembre del 2022, quando all'indomani del voto in Italia, nello stesso momento in cui si stava prospettando ormai la nascita del nuovo governo di centrodestra, guarda caso lo spread era risalito a livelli importanti, lontani sicuramente dai 575 punti, ma di gran lunga lontani dai 70 punti di cui può godere oggi il nostro differenziale sui titoli decennali. E a quel punto il dubbio però è legittimo. E sapete perché il dubbio è legittimo? Perché la settimana prima del voto delle politiche in Italia venne intervistata la von der Leyen, e la von der Leyen alla domanda, che era un po' come il calcio di punizione o il calcio di rigore cosiddetto telefonato, quindi ad una domanda che lei stessa aveva provocato in modo fin troppo chiaro e non subliminale, ma lei teme, cara Presidente della Commissione europea, che se in Italia dovesse vincere il centrodestra potrebbe cambiare qualche cosa negli equilibri anche dell'Europa e negli equilibri tra Bruxelles e Roma, e a quel punto devo dire in modo assolutamente impertinente e anche scarsamente rispettoso della democrazia, la von der Leyen si lasciò andare ad un'espressione che non era molto diversa da quella dei suoi precedenti colleghi del 2011. Rispose infatti: ma attendiamo come dovessero andare le elezioni, e se non dovessero andare come ci aspettiamo, come ci attendiamo, abbiamo gli strumenti per intervenire. Venimmo trattati un po' come paesi del terzo mondo o repubbliche o pseudotali di carattere sudamericano, perché sostanzialmente ci venne spiattellata in faccia la possibilità che in qualche modo ancora una volta potesse essere sovvertito un risultato e sconvolto, quindi un risultato di carattere elettorale democratico, per sacrificarlo sugli altari di qualche economia o di qualche finanza di carattere comunitario, in modo tale che ci fosse l'imperio ancora una volta che provenisse dall'esterno del nostro paese, per dire agli italiani chi dovevano votare e soprattutto come avrebbe dovuto organizzare il paese da lì al futuro. Fortunatamente fu un passaggio veloce, quindi in quell'ottobre-novembre del 2022 forse quella manina invisibile, che non era quella di Adam Smith, del grande economista dell'Ottocento, quella manina non riuscì a intervenire, non riuscì perlomeno a trovare forse gli strumenti, i soldi, i metodi per far schizzare ulteriormente alle stelle lo spread. E la domanda che però dobbiamo porci
sempre perché nella nostra trasmissione ci occupiamo di riforme, non ci occupiamo soltanto di iure condito, ma ci occupiamo anche e soprattutto di iure condendo. Ma è possibile, è ammissibile che ancora una volta esistano di fatto norme che consentano ai mercati di determinare le democrazie dei singoli paesi che aderiscono alla comunità europea? Cioè è possibile che ci sia ancora una volta una manina invisibile in grado di poter dire a ognuno dei 27 paesi dell'Unione Europea, e in special modo all'Italia, quale governo deve adottare, chi debba fare il premier e soprattutto quali debbano essere le politiche da adottare, non soltanto di carattere economico, ma anche nei diritti civili, nei diritti politici e più in generale nella democrazia? Beh, questo non avverrà più, soprattutto per il futuro, perché il popolo si è fatto sentire, la democrazia è sana nel nostro paese e soprattutto è talmente forte oggi da recitare un ruolo diverso nello scacchiere internazionale che probabilmente prima in passato non aveva mai recitato. E a fianco a questa vicenda ce n'è un'altra che la dice lunga in ordine a quelle che dovrebbero essere probabilmente in questo caso non delle riforme, ma delle sottolineature di quelle che sono delle conquiste democratiche nel nostro paese già esistono, ma in qualche occasione si fa il possibile perché vengano cancellate. Infatti il vice premier, che è anche il segretario nazionale della Lega, Matteo Salvini, nei prossimi giorni dovrà subire quello che è il processo innanzi alla Corte di Cassazione per verificare se la sentenza che è stata emessa nel dicembre del 2024 dal Tribunale di Palermo nella fattispecie relativa alla nave Open Arms, se quella sentenza potrà essere confermata o meno, quella sentenza di assoluzione, o se invece il processo dovrà essere rifatto da capo, magari con il rinvio, così come ha chiesto la Procura Generale di Palermo, con il rinvio ad altra sezione di quella che è la giurisdizione di merito. E che cosa è avvenuto? Anche in questo caso è opportuno riavvolgere il nastro della storia. Nel dicembre del 2024, infatti, dopo che vi era stata la richiesta di rinvio a giudizio e dopo che si era celebrato il processo a carico di Matteo Salvini per il reato di sequestro persona e per omissione di atti d'ufficio, la Procura di Palermo aveva richiesto una condanna a 6 anni di reclusione per quello che era in realtà in passato, che era stato il ministro degli interni, perché nella qualifica e quindi nella funzione rivestita aveva bloccato sostanzialmente la nave Open Arms e non aveva concesso a quella nave la possibilità di sbarcare all'interno del porto di Palermo, dopo che in realtà il comandante di quella nave, con a bordo una serie di immigrati irregolari, perché di questo stiamo parlando, non aveva scelto quelli che potevano essere i porti più vicini e i porti più sicuri, quindi ad onta della procedura che viene definita in gergo tecnico il POS, ossia il Place of Safety. Ebbene, non avendo scelto quella che era la procedura ordinaria, quel comandante dell'Open Arms, probabilmente solo per motivi di carattere politico e solo per cercare di creare imbarazzo e problemi al nostro vice premier e quindi all'allora ministro degli interni, aveva cercato di forzare quello che era il blocco legittimamente posto dalle nostre autorità e stava cercando di provocare quello che poi sarebbe stato un incidente diplomatico importante per mettere in crisi il governo e soprattutto per trarre in difficoltà il ministro degli interni. Ecco, e però che cosa avviene? E questo dobbiamo dircelo fino in fondo. Ma è possibile che la Procura Generale di Palermo non solo abbia
non appellato, ma ha fatto il ricorso per saltum, perché il nostro ordinamento prevede che si possa evitare quello che è il secondo grado di giudizio, di merito, formulando direttamente un ricorso davanti alla Corte di Cassazione, perché la Corte di Cassazione decida su quella che è la questione di legittimità, sulla questione in diritto, cioè poteva o non poteva fare quell'atto il ministro degli interni, cioè poteva effettivamente evitare che ci fosse ancora una volta un arrembaggio a quelle che sono le nostre coste, e che non dovrebbero essere soltanto le coste dell'Italia, dovrebbero essere le coste a sud di tutta l'Europa. Bene, l'anomalia di questa vicenda risiede non in quello che è un approccio politico di un parlamentare che fa riferimento alla Lega, e non in quello che è l'approccio politico neppure di testate giornalistiche che possono avere una sensibilità più vicina al centrodestra rispetto al centrosinistra, ma la verità di quello di cui stiamo parlando risiede in un'altra sentenza, una sentenza di proscioglimento che era stata emessa dal giudice delle indagini preliminari, anzi dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania qualche mese prima, e che riguarda in realtà una questione assolutamente speculare a quella della nave Open Arms. Nel maggio del 2021, infatti, si era realizzata una fattispecie molto simile a quella della Open Arms, allorché nella vicenda che riguardava la nave Gregoretti / la Diciotti, che poi era la nave della nostra Marina, lo stesso ministro aveva negato la possibilità di forzare il blocco, e soprattutto non aveva dato la disponibilità all'attracco sostanzialmente sulla banchina di Catania, perché non vi erano le condizioni perché ciò avvenisse, perché si stava esercitando quella che era una prerogativa di carattere politico. Ebbene, in quel caso il giudice di Catania fu ancora più chiaro, ancora più esplicito rispetto al giudice di Palermo, quindi al Tribunale di Palermo, che poi ha assolto ugualmente il ministro Matteo Salvini, perché il giudice di Catania parlò in modo assolutamente esplicito di atto di natura politico, di atto di gestione attiva delle politiche migratorie, che riguardava peraltro una materia insindacabile sotto il punto di vista giurisdizionale, quindi un atto di natura politica che non poteva rientrare, così come invece il Tribunale di Palermo ha in qualche modo evidenziato all'interno dell'articolo 7 del codice amministrativo, perché l'articolo 7 in realtà sostiene come, se si tratti di atti di gestione, è ammessa anche la possibilità di un sindacato di giurisdizione. In questo caso si tratta e si trattava esclusivamente di atti politici, così come sono stati definiti da parte del Tribunale di Catania, e quindi riteniamo che la Corte di Cassazione, se vuole fare, nell'ambito di quello che è il profilo della prova discrezionale tecnica, buon governo di quelle che sono le indicazioni che provengono da principi costituzionali o da principi di orientamento comunque di carattere costituzionale, non può evidentemente saltare a pie pari o sottacere l'attuazione effettiva di quelle che sono le prerogative di un ministro, e soprattutto le prerogative della parte politica. Ecco perché anche sotto questo punto di vista le riforme e soprattutto la sottolineatura di quelle che sono alcune conquiste che si stanno realizzando da parte di questo governo di centrodestra, ossia la separazione non solo delle carriere, ma la separazione dei poteri. Ebbene, queste conquiste sono tappe irrinunciabili del percorso e del cammino del centrodestra,
e devono continuare ad andare avanti senza se e senza ma. Qualsiasi tipo di esitazione, anche da parte di qualche alleato, sulla materia della riforma della magistratura, con la separazione delle carriere e ribadiamo con la separazione netta dei poteri all'interno dello Stato, ecco, qualsiasi tipo di tentennamento potrebbe rappresentare in qualche modo un passo indietro, una sorta di passo del gambero rispetto a quella che è la sete di riforme che anche e soprattutto nell'ambito della giustizia i nostri elettori e il nostro paese pretendono che vengano effettuate. E allora chiaro che in cuor suo Matteo Salvini nelle prossime ore, nei prossimi giorni rimarrà col dubbio di quello che può avvenire effettivamente all'interno della Camera di Consiglio, della Corte di Cassazione, quando si andrà a pronunciare. Ma è un dubbio più che altro di carattere passionario, è un dubbio che non ha nulla a che fare con quello che invece è il profilo del diritto. Matteo Salvini sa, come sappiamo noi, che se dovesse essere applicato quello che è il principio della realizzazione dell'interesse pubblico come stella polare da parte di ogni singolo ministro e da parte di chi ha il dovere di difendere i confini della nostra nazione, così come dice un'altra norma di rango costituzionale, ebbene lo sa Matteo Salvini come lo sappiamo tutti noi, in quel caso difficilmente la Corte di Cassazione potrebbe arrivare a conclusioni diverse rispetto a quelle a cui è giunto il Tribunale di Palermo nel dicembre del 2024, assolvendo il nostro vice premier perché non ha fatto altro che adempiere un dovere ed esercitare anche un diritto importante che è quello di tutelare la democrazia e soprattutto i confini del nostro paese senza se e senza ma. Buona settimana a tutti.